che rompiballe, e basta, hai rotto le balle, che palle, che rotto di palle. Sì, siamo a rompiballe, ragazzi, non sembra strano, ma siamo ogni settimana qui non a romperci le balle, a rompervi le balle e a rompere le balle ovviamente al mondo del pensiero comune, conforme, bla bla bla. Quindi siamo sempre qui, anche d'estate, non ci fermiamo. Mare, oddio, Guai a fermarsi, guai. no, vai a Buongiorno fermarsi. Il direttore Simone spiega che non si ferma mai, tranne quando lo fermano cioè, poi voi scappate del libretto, il Vabbè. tesserino, lei direttore, si sono il direttore, vada pure, buongiorno. A parte quello non lo fermano mai. Non lo ferma mai nessuno, cose di questo tipo, perché a parte i controlli, diciamo, praticamente che sta tornando la sera da un locale, sta così guidando nelle strade del mondo per tornarsene a casa, può essere fermato, giusto per i controlli di tutti. E a proposito, no, Sì, non mi è successo, però a proposito di certo. serate, uscite, andate in giro, ieri sera mi sono visto a San Rock i Tre Allegri Ragazzi Morti, un bellissimo concerto. Bene, È italiano, iniziato insomma. ieri 3 giorni del San Rock Festival, Sa Rock. Darro, bellino, sì. Questa Molto sera c'è Fantastic Negrito, quindi voglio dire, è veramente un bel festival. Poi va bene, parliamo dopo di musica. Poi parliamo, sì, Di roba da c'è un festival musicale che alla fine vorrei citare, che in effetti io l'ho visto la line-up, sembra enorme, eccezionale, infatti mi sono chiesto com'è possibile che un comune tanto piccolo abbia un festival così potente. Poi ne parliamo col direttore, se il direttore gradisce. Se ha già capito a cosa mi riferisco, poi ne parliamo a fine trasmissione. No, Valle Doria. È un festival parecchio grande, c'è una line-up incredibile. No, ma Parliamo dopo. ci sono quest'anno un sacco di festival, veramente tanti, poi ne parliamo, è un elenco lungo, cioè Sì, assolutamente sì. Comunque, allora, bentornati a questa rubrica, insomma, molesta quanto va, anche col caldo, immaginatevi di ascoltarvela e guardarvela a 35 gradi all'ombra, magari di 2 del pomeriggio, siete tipo a casa o al mare sotto il sole, un caldo boia, e voi state rompiballe, così vi sarà anche l'irritazione. Meglio di così non si può, perché deve essere irritante, irritante per il pensiero unico, per il poter irritare, non poter irritare, rompere. Deve creare proprio anche delle abrasioni, no? Intellettuali in qualche modo. No? Delle abrasioni è pesante, abrasioni intellettuali, quindi uno che si ascolta rompiballe e se vede la pelle per quanto così, no? Se sei una persona che pensa come la massa, altrimenti ti ritrovi la pelle liscia, bellissima, vellutata, come se si prese un balsamo o una pomatina di quello, una cremina di quelle eccezionali, quindi a seconda del pensiero che hai funziona diversamente, no? Comunque, sei anche più bello. Sì, ti guardi, tu che pensi indipendentemente, ti guardi allo specchio e sei anche più bello. Sei non mi guardo allo specchio e mi vedo brutto, ma questo è un altro concetto, dai. Ma sei bello dentro, intellettualmente parlando, sei bello dentro. Va bene. La virtù del direttore. Comunque, torniamo a noi. Allora, fatti locali, è un po' di tempo che non stiamo trattando di fatti locali e siamo con il contributo del direttore cominciamo dal locale che male non fa. Mi fai parlare di locale, non ce n'è locale, nel senso che le notizie locali sono poche e scarne. C'è stata la presentazione della giunta comunale di Cagliari, c'è stata la presentazione della giunta comunale di Alghero e della giunta comunale di Sassari. Ovviamente tutto legato al fatto che ci sono state le elezioni il mese scorso, hanno vinto degli esponenti dei vari schieramenti e si è arrivati adesso alla proclamazione degli eletti e alla presentazione delle giunte. Che dirti, ovviamente diamogli il tempo di iniziare a lavorare ai 3 sindaci nuovi, Alghero, Sassari e Cagliari, gli daremo il tempo e poi inizieremo a bastonarli. Ovviamente bastonarli da un punto di vista giornalistico, non voglio essere, non mi permette di... Assolutamente, infatti 2 cose vanno rilevate, non è sicuramente responsabilità del sindaco appena eletto, però abbiamo visto sorgere altri cantieri, chiudere alcuni ecocentri, per cui già la vita a Cagliari non è che è arrivato il sindaco nuovo, ma sicuramente sono atti amministrativi che sono stati attivati molto prima, non possiamo certo pensare che sia colpa del sindaco eletto, quindi sono stati scherzetti della precedenza. Tra le altre cose, adesso, se dobbiamo analizzare Cagliari, tu pensa al nuovo sindaco, a Massimo Zedda, che si trova davanti. Il trasferimento del mercato di San Benedetto in quello spazio terrificante del Parco della Musica, che è già fatto tutto progettato con i commercianti contrari, hanno già speso il comune una fracata di soldi per fare questo trasferimento, è stato già allestito tutto e ovviamente non è che può dire no, non facciamo più niente, dovrà trovare un modo per risolvere il problema nel miglior modo possibile, ma sono stati spesi milioni di euro. Questo è un esempio. Il discorso
futuro dello stadio di Cagliari è anche lì una partita tutta aperta, chissà cosa ne esce fuori. E, insomma, la questione via Roma, cioè i lavori via Roma. Insomma, devo dirti che, ma gliel'avevo detto personalmente al futuro sindaco Zedda, gli ho detto: se dovessi essere eletto tu, fidati che sarà un massacro, almeno il primo anno e mezzo sarà veramente impossibile, anche perché la città ovviamente, come è stata gestita con i piedi precedentemente, per essere rimessa in ordine ci vogliono i santi, e ovviamente Massimo Zedda non è un santo, quindi farà anche lui degli errori e si prenderà le nostre bastonate. Ovviamente, come se, magari confido magari un po' di saggezza. Poi, se posso chiudere l'argomento con una battuta, a parte i santi, si spera che li si imbocchi e non li si faccia cadere, ma questa è una battuta, diciamo così, insomma, se non dico blasfema, però magari per capire come certe persone perdono spesso la ragione, facciano una cosa sbagliatissima, non si bestemmia. E in seconda istanza, per chiudere con una battuta leziosa, non c'è problema che non si possa risolvere con una bella rotonda. Quello sì, Massimo Zedda è abituato alle rotonde, su quello non c'è dubbio. Facciamo del umorismo così leggero. Vedi, invece, se dobbiamo iniziare a parlare male, dobbiamo iniziare, visto che è giunto il momento, di iniziare a parlare male della giunta Todde, e questo mi tocca iniziare a farlo. Perché la questione speculazione energetica, la questione pale eoliche dappertutto in Sardegna, è un problema che non è più un problema che vedremo chissà quando, è un problema di attualità. In questo momento in Sardegna ci sono 2 presidi permanenti, uno al porto di Oristano per cercare di impedire che le pale eoliche che sono già attraccate al porto di Oristano raggiungano i luoghi di destinazione, e l'altro presidio permanente è a Serargius, nell'agro di Serargius, contro Terna, per il progetto del Tyrrhenian Link. In tutto questo, devo dirti, la regione Sardegna, oltre alla finta moratoria a parole, non ha fatto sostanzialmente nulla. Avrei usato un'altra parola brutta, ma non sono, siccome è una donna, divento anche buono. Però, devo dire, la Todde in questo ha dimostrato fino ad ora debolezza politica, incapacità di affrontare il tema in maniera seria e preparata, e la Sardegna rischia di essere invasa da una speculazione energetica senza precedenti. La cosa brutta non solo quella che, come giustamente ha detto il direttore, è un problema di stretta attualità, perché queste stramanette pare solo in questo momento sul territorio sardo, dopo aver devastato questo c'entra con il Tyrrhenian Link, dopo aver devastato un intero terreno un intero uliveto, sradicando ulivi, e il presidio è preoccupato anche di questo, perché hanno fatto una strage di ulivi, una cosa orribile, per poter affrontare i lavori per questo famoso Tyrrhenian Link. E infatti c'è un presidio che si sta opponendo anche a questa cosa, sta ripiantando degli alberi, cosa bellissima, perché si dovrebbero sradicare gli alberi, ma sarebbe meglio piantarli piuttosto che sradicarli, è una cosa oscena. C'è il passaggio, il transito di queste stramanette pale in questo momento sul territorio sardo, e il loro obiettivo è nell'immediato, proprio in questi giorni, essere montate e assemblate nel nostro territorio. Quindi sta succedendo adesso, non come giustamente ha detto il direttore, tra un mese, adesso sta succedendo. Sì, quindi ed è proprio per questo che ci sono queste mobilitazioni in atto, e che ovviamente come Report Sardegna 24 stiamo seguendo costantemente, però la situazione è questa, e soprattutto la politica regionale se ne sta sbattendo le palle altamente. E questa è la cosa triste, che in questo momento non c'è alcun tipo di opposizione sostanziale. I cittadini agiscono anche con il loro coraggio, quindi consapevoli, con il loro coraggio, con la loro responsabilità. Ma cosa possono fare i cittadini più che mettersi di traverso, bloccare, cercare di protestare? Cosa possono fare i cittadini? Possono fare quello che fanno i cittadini responsabili, agire e protestare civilmente, disobbedire. Certo. Cosa possono fare? Mettersi di traverso sulle pale per impedire che montino le pale? Possono farlo. Ma a questo punto è il potere che rischia di andare, anzi andrà contro i cittadini, magari si ritrova tipo TAB con la polizia che deve sbarrare il passo ai cittadini per fare in modo che montino queste stramanette pale. Rendetevi conto, è la politica locale che sta a guardare, che non interviene. Sì, purtroppo è così, anche se devo dire in un territorio come la Corsica una roba del genere non sarebbe mai successa. Non ci voleva sia per la sensibilità dei cittadini, sia per la sensibilità della politica. Allora, sotto uniforma,
Sì, sì, no, il direttore ha trovato una formula finissima per descrivere quello che succede in Corsica, perché se l'avessi fatto io, questa volta ci mettiamo alle parti, direttore, mi avrebbero No, dobbiamo denunciato essere per civili. no, no, mi avrebbero denunciato per istigazione a delinquere, quindi meno male che ha fatto lei, questa volta e non io, questa volta ha fatto una sintesi eccezionale. Però se Almeno, continui litigazione il cielo comunque, perché stai di fatto discutendo in merito alla vicenda con un approccio. no, no, io non so, no, 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 beh, io non, scherzo, non- dai. non- non ho Comunque, parlato so, ridendo e scherzando, è un dato di sì. fatto che la Corsica, sia per la sensibilità dei cittadini, che porta anche a cose anche abbastanza, a proteste anche Estremo, abbastanza estremo. radicali, sia da parte della politica, che comunque è molto sensibile ai temi del territorio, una roba Sì, simile non l'avrebbero mai tollerata. Questo è un dato no, di fatto, sì, assolutamente. Allora, no, diciamocelo chiaramente, allora, non è che uno deve andare a saltare le cose, No, non è civile, non è neanche legale, ok? Ponetevi il problema. Per quale motivo devi portare le persone a immaginare di poter agire in maniera illegale? allora, c'è un problema di fondo, l'ha detto Eh, bene Luigi Pisci, che è il responsabile del coordinamento dei comitati a livello regionale, l'ha detto a Saccargia, l'ha detto in più occasioni, l'ha detto anche in diverse interviste con me. Lui giustamente dice, dobbiamo stare tranquilli, cercare di tenere il profilo basso, ma sappiamo che questa situazione potrebbe portare a dei problemi di ordine pubblico, perché è normale che l'esasperazione, che la non soluzione dei problemi può portare a questo. Non è che ha detto una sciamenza, ha detto purtroppo una cosa molto reale. sì, è vero, sfortunatamente si discute la situazione. Perché bisogna esasperare i cittadini fin quando questi possono pensare a soluzioni estreme? Queste soluzioni estreme poi si rivoltano contro questi cittadini praticamente dando una scusa al potere per instaurare delle forme di governo ancora più stringenti, più autoritarie. Ed è una porcata, perché non ci può, è una gara, perché poi ovviamente chi impone, chi riesce a imporre il potere più forte dal punto di vista militare, dal punto di vista della È lo Stato, il ovviamente, governo, il certo. potere, è lo Stato, quindi è una porcheria. Bisogna arrivare a delle forme di lotta civile che possano disinnescare questo meccanismo perverso. Certo. E purtroppo i cittadini ci stanno provando nelle maniere più civili possibili, nelle maniere più pacifiche e civili possibili. Bisogna trovare delle soluzioni che siano civili, c'è poco da fare. Certo, certo, sì. È così. Comunque, Sì, invece, una notizia che volevo dare, perché stamattina è successo un fatto molto grave, c'è stato un operaio che è morto a Macchiareddu, colpito dalla pala di uno scavatore mentre stava sì, lavorando. brutta storia, pessima storia, ennesimo incidente Allora, sul lavoro. qui però, Orribile. siccome di morti sul lavoro, forse noi su Robby Bale ne abbiamo parlato anche poco, però Sì, ora fammi affrontare un aspetto, perché c'è un affrontiamolo. aspetto in tutto questo importante, che è il tema del modello di sviluppo. Cioè, se succedono queste cose è perché, non so il caso di Macchiareddu, lo affronterò più avanti, però appalti, subappalti, appalti al ribasso, condizioni di lavoro estreme, tutto ciò crea e provoca delle reazioni gravi. Questo è il dato di fatto. E di conseguenza le morti sul lavoro sono legate, tragicamente, al modello economico nel quale viviamo. E questo è, apro e chiudo una parentesi, indispensabile. È tutto collegato, il discorso che ho fatto poco fa sulle paleoliche, il discorso sugli incidenti sul lavoro è tutto collegato. È un sistema economico predatorio, pesantemente iniquo nei confronti dei lavoratori e che ha come unico sfogo l'utilizzo del profitto senza badare a nessun tipo di costo, né ambientale né umano. Quindi Certo, è tutto certo. collegato dal punto di vista. Lottare contro questo menage orribile del lavoro umano è esattamente come lottare contro la speculazione energetica. Sono due facce della stessa medaglia, c'è poco da fare. Certo, certo. Ecco, e detto questo, il Groppipale diventa rosso, diventiamo proprio, sto scherzando, socialisti. Io mischio ironia Ma con, diciamo sì, così, ma poi sincerità questi temi perché non insomma, esistono colori politici, c'è la difesa no, no, infatti dei... diffido dagli steccati ideologici, sono elementi fondamenti della vita civile che devono essere patrimonio di tutti, a prescindere dall'eventuale collocazione politica e ideologica. Queste cose devono finire, basta così, con queste divisioni ideologiche stupide. Il divide et impera è una cosa che ha impedito alle persone di lottare con efficacia dal punto di vista civile.
e continuare con questi vecchi vetusti arnesi ideologici ancora adesso che nel 2024 stanno cercando di infilarci una supposta tecnologica ancora più grossa è veramente sciocco. Basta, mettiamo da parte queste cose e condividiamo. La radioascoltatore è un esperimento da questo punto di vista, qui si confrontano tutte le idee. Da tutti i compromessi perché ci sono dei fondamentali comuni per i quali vale la pena lottare. Comunque. Invece, a proposito, siccome mi sto divertendo molto in questo periodo, da un punto di vista giornalistico, e ho affrontato alcuni temi che sono comunque molto, molto interessanti e che sono diventati un po' un tema. Se di quei temi dici, cavolo, ma cosa è successo? Sono successe delle cose importanti. Andiamo in ordine, giusto per citarne un paio dell'ultima settimana. Allora, il governo sovranista, ovviamente sovranista tra virgolette, ha venduto la TIM alla KKR, il cui uno dei più importanti rappresentanti è l'ex direttore della CIA Petraeus, giusto per. Parallelamente, siccome non gli bastava tutto questo, parallelamente stiamo di fatto vendendo settori strategici in giro per il mondo. Però questo della TIM era importante evidenziarlo e proprio su questo ho voluto fare un editoriale, un'opinione mia. E il titolo è La destra sovranista vende la TIM alla KKR. C'è anche l'ex direttore della CIA Petraeus. Giusto per ricordare, così, no? Sai quelle cose che bisogna dire che non le dice nessuno? Ma ecco, questo è un po' lo stile. Il generale Petraeus, ex generale delle forze armate americane, è stato uno dei protagonisti della simpatica gestione dell'Iraq da parte della politica militare americana. Sì. Se lo ricordi, io me lo ricordo, anche il direttore se lo ricorda. Ce lo ricordiamo in due. Quindi è un personaggio, esatto, c'è un personaggio abbastanza poco affidabile dal punto di vista proprio della strategia, anche non è che fosse questo capolavoro di generale, ecco, tra l'altro. No. Quindi immaginatevi il personaggio. Non farmi su. Dobbiamo ricordare tutte le nefandezze degli americani in giro per il pianeta e ce n'è. E a proposito di questo, visto che ci siamo, tanto ho fatto un'altra opinione, sono giorni che mi sto divertendo a pubblicare opinioni. 75 anni di imperialismo per un'alleanza guerrafondaia. Racconto, visto che il 4 aprile del 1949 nasceva la NATO, e racconto un po' quello che è stata la NATO negli ultimi, cioè da quando è nata a oggi, ma soprattutto dal 1991 in avanti, con lo scioglimento dell'Unione Sovietica e tutte le guerre imperialiste fatte dalla NATO, a partire, andiamo in ordine, Iraq, Bosnia e Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia, Afghanistan, Sudan, Libia, Siria, Yemen, insomma tutte le puttanate fatte dai guerrafondai imperialisti occidentali. Quindi insomma anche qui apro e chiudo una parentesi interessante perché lo consiglio a tutti, sul Report Sardegna le opinioni, ci sono a volte delle opinioni molto interessanti anche per insomma avere delle voci critiche rispetto a quello che succede in questo pianeta e in questo contesto internazionale. Un'altra, visto che ci siamo, è legata al missile, tutti dicono missile russo caduto nell'ospedale pediatrico a Kiev. Ho pubblicato un articolo dove raccontiamo che non è altro che una scheggia di un missile dell'antiaerea ucraina che ha colpito la facciata dell'ospedale pediatrico, anche perché le immagini sono chiare, sia quelle del missile, sia quelle della zona interessata. Non è stato abbattuto, non è stato distrutto l'ospedale, è stata colpita una parte dell'ospedale, ovviamente la fonte ufficiale occidentale deriva dalle dichiarazioni di Sniff e del suo amico Kuleba, i quali dicono la Russia ha distrutto, ucciso, insomma la notizia è decisamente diversa, un po' più articolata. Si tratta di un missile guidato antiaereo 5B-55 S-300 e questa è insomma una notizia che ovviamente la stampa ufficiale non riporta. Ho già, tra le altre cose, ho avuto la segnalazione su Facebook per notizia falsa, tra virgolette, segnalata come notizia falsa da Open, ma continuiamo a combattere, continuiamo a dire. Cambiare. Tanto per cambiare, sì, certo, ma non mi mollo, non c'è problema, non mollo manco di una virgola, lo sai. Non c'è male. Comunque, sempre a livello internazionale, prima di
prima di addentrarci molto, volevo tornare un attimo sul locale, se mi potete rendere contente, perché il Report 24, il giornale online che ogni giorno pubblica notizie, fatti, opinioni, sempre nella più ampia libertà di pensiero, con la più ampia libertà di pensiero, quindi andate a collegarvi, cercatelo, guardate, contribuite perché è aperto anche la sottoscrizione PayPal per sostenere il giornale online, sostenetelo, contribuite. Lo devo citare per dovere di cronaca sicuramente, perché a uno dei due i soldi arriveranno, magari a me no, ma al giornale sì, quindi cioè, a rete scontare no, per almeno al giornale qualcosa arriverà, insomma, perché è importante che continui un'opera meritoria di informazione libera, ci mancherebbe altro. Vorrei aprire un attimo una piccola parentesi col permesso del direttore, riguardo quel fatto di cronaca che coinvolge un adolescente di un paesino della Sardegna. Sì. Se non ho capito male, di Lanusei, se non ho capito male. Allora, la vicenda è avvenuta a Lanusei, ma il ragazzino non è di Lanusei, è di un paese vicino. È di un paese vicino, ho capito, che coinvolge un episodio a dir poco agghiacciante, perché in cui il protagonista è questo adolescente, che potrebbe essere definito in tanti modi, però per questioni cerchiamo di non essere troppo volgari, ma sì. No, esatto, voglio evitare, perché insomma, prima avrebbe perché oggi se continua così mi denuncia una pezza che a delinquere e poi perché ho insultato un ragazzo, oggi mi rovino, per cui evitiamo proprio, non voglio. Però il fatto è agghiacciante in sé, questo ragazzino si è reso protagonista di un atto assolutamente abominevole, lanciando un cucciolo di gatto da un ponte stradale in un dirupo. Ora è un fatto disgustoso, chiunque l'ha sicuramente visto, che ha un po' di sensibilità, lo ha ovviamente bollato come un atto orribile, perché è un atto orribile, ok? Certo. Perché chiunque di noi che ama un po' gli animali, comunque lo ha sentito un fatto orribile, orripilante. C'è una petizione. Sì, c'è una raccolta di firme a livello nazionale, hanno già raccolto più di 31.000 firme in meno di 24 ore, sono a 105.000 a partire da domenica scorsa, e quindi comunque la petizione su Change, anche se la piattaforma non mi piace, però su change.org c'è questa petizione. E tra le altre cose ci saranno anche iniziative varie, anche... Il vertice NATO ha dato poi uno spettacolare esempio di quanto sia lucido il forse futuro ex presidente degli Stati Uniti, perché qui veramente siamo andati alle guerre stellari, favoloso, cioè dire che la Russia sta attentando alla democrazia su Urano, io immagino gli abitanti di Urano saranno talmente contenti, guarda, ci invadono. Tra poco avremo l'invasione aliena gli uraniani che hanno detto basta, no, noi non c'entriamo niente, vi bombardiamo con armi che voi non potete neanche immaginare, per cui per colpa di chi? Del vostro presidente. Ciao, è colpa sua, basta. Siamo arrivati veramente al cabaret. Se non ci fossero di mezzi morti sarebbe veramente un cabaret. Il commento del direttore, prego. Direttore. No, guarda, ne ha fatta un'altra. Ha annunciato, ha presentato Sniff chiamandolo Putin, insomma la situazione è veramente fuori controllo. Si sarà anche offeso, secondo me, ma c'è pure offeso. Putin si sarà offeso. Si è offeso Putin, vabbè, magari così non me lo riconosco per no, è terribile. No, Biden è proprio fuori completamente dalla... Ma io immagino il gabinetto del presidente, lo staff che cerca in qualche modo di parare tutte le fesserie che escono dalla bocca di questo, cioè a questo punto il poveraccio, dovranno a un certo punto tirarsi fuori la scusa che si è drogato, se il presidente si è fatto una canna. No, quello se lo fa il figlio, già quello è già messo bene. Il figlio va anche oltre alle canne purtroppo per noi, e questo è il problema, però almeno per il caso del babbo magari può dire si è fatto una canna, scusate, arrivederci, basta. Io giuro che adesso fossi un elettore americano, c'è una roba del genere tra Trump e questo, per fortuna non sono americano, ma terribile. No, per questo e per altre cose, per fortuna che non siamo americani, perché in effetti c'è. Infatti, no, non c'è dubbio, sì, ma intendevo relativo a questa vicenda specifica, poi certo, sul dato generale sarebbe da approfondire, sai. Poi io che sono molto filoamericano da sempre, da quando sono bambino, questa roba, infatti, la fogna del mondo, la fogna del mondo, anche da questo si capisce che è la fogna del mondo, cioè, da questo assolutamente sì. Altre cose. Assolutamente sì. Allora,
Direttore, allora, io direi che queste cose possiamo anche iniziare magari a parlare di spettacoli, andando in conclusione. Allora, tanto però, visto che abbiamo parlato di spettacoli, parliamo anche di questo spettacolone che sta, ma uno Allora spettacolo andiamo, che si sì, sta. facciamo così, andiamo in ordine. Allora, oggi, domani, si conclude il Festival San Rock al Villa Siotto di San Rock, un evento di musica rock molto interessante. Questa sera ci sarà Fantastic Negrito, punta di diamante della scena rock blues a livello mondiale, un ottimo chitarrista, una cosa veramente di alto, alto, alto livello. Un evento organizzato da Miss Eventi, e nella terza giornata, quella di sabato, ci saranno i The Segway, che sono diciamo, possiamo definirli così, un rock alternativo inglese. Quindi una bella serata anche quella di domani, e questo è uno dei tanti eventi e dei tanti festival che ci sono in giro per la Sardegna. Un altro, diciamo che ce ne sono diversi, tu volevi parlarmi di Valle d'Oria, perché a Valle d'Oria c'è un altro festival che diciamo Molto, sì. sta diventando un festival molto importante a livello nazionale, che è il Rock and Beer Festival, il 2, 3 e 4 di agosto, e ci sono diversi artisti internazionali, nazionali e internazionali. Andiamo un po', giusto per dirne un paio, gli Stratovarius suoneranno a Valle d'Oria, quindi comunque un evento di grande rilievo, poi un sacco di gruppi locali, gruppi italiani, e poi anche invece un gruppo internazionale, altro gruppo internazionale, che sono i Ross the Boss Band, la band di Ross Friedman, che è il chitarrista dei Manowar, giusto per una cosettina. Sì, infatti, quindi se volete metal Mica di senza quello pausa. cazzuto, sì, decisamente. Bella roba. Invece, a proposito, sempre qui di festival, c'è anche a Valle d'Oria il Sorres in Rock, che si svolgerà il 24 di agosto, ingresso gratuito. Suoneranno i Tiger of Pantang. Per chi conosce il metal, li conoscerà sicuramente. È una band storica della scena new metal inglese, quindi in periodo quando nascono gli Iron Maiden, i Def Leppard, nascono anche i Tiger of Pantang, che hanno avuto un grande successo soprattutto negli anni 80 e negli anni 90, e che continuano a suonare. Tra le altre cose, il chitarrista della band è sardo, è sassarese, quindi Francesco Marras, che tra le altre cose ha anche dei progetti musicali suoi. Cercatelo, Francesco Marras sui social, e fa delle cose veramente molto interessanti, un bravissimo chitarrista. Ad aprire ai Tiger of Pantang ci sono i Road Sacred, gruppo storico del metal italiano, gruppo proprio di Villassor, gli Ordalia, un gruppo del nord Italia, e i Megaera, che è un altro gruppo sardo. Quindi anche questo festival, per fare un altro esempio, festival con tanta buona musica, c'è veramente un sacco di roba. Poi te ne lancio un altro, il Carel Music Expo, che si svolgerà a Cagliari. Stiamo parlando di settembre. Tra gli artisti, Cristina Donna con Saverio Lanza, il 5 di settembre, il 6 gli I Hate My Village, e poi il 7 il grande clou con i Motor Psycho, che è un gruppo cazzuto, un gruppo a livello internazionale molto, molto famoso. Anche questo è veramente un concertone, è un grande festival. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, anzi, ce ne sarebbe anche un altro che è stato annunciato oggi e che non ho ancora avuto il tempo di fare il pezzo. Proprio ci sto lavorando, ci devo lavorare oggi. Si svolgerà ad Alghero e sarà anche questo un festival, diciamo un festival rock, chiamiamolo così, con i Folkstone, che sarà il gruppo di punta, ma suonerà anche i Vision Divine e gli Ice Steel, che è un gruppo metal sassarese. Si svolgerà, sì, i Vision Divine. Si svolgerà gratuitamente anche questo ad Alghero, unica data il 13 di agosto. Bene. Benissimo, quindi abbiamo bomba, di che ascoltare, sì, di che ascoltare. Bisogna organizzarsi per i trasporti, perché in effetti, essendo piccoli, a parte Alghero, piccoli comuni,
gli alloggi saranno quelli che sono, quindi. Su alcuni ci sentiamo fuori dalla radio e ci organizziamo per andare a vederceli insieme. È molto probabile, perché potrebbe essere un bel cliccone musicale, perché no? Perché no? Bisogna organizzarsi, potrebbe essere. Quindi facciamo anche le riunioni di redazione così, di staff al di fuori del rompiballe, e perché no? Comunque, detto questo, allora comunque ricordiamo appunto, nel caso questo rompiballe come ogni settimana vi tiene compagnia modestamente parlando, quindi ricordiamo Report delle 24, il giornale online che ogni giorno, H24, sui vari social, Instagram, Facebook, WhatsApp, X, Truth. Anche nei social di Trump ci sono. Esattamente, lì. Vi racconto i fatti ogni giorno, quindi fatti, opinioni internazionali, nazionali, locali, sempre comunque con la propria un'impronta, diciamo così, libera e indipendente, con il canale YouTube che è Report Italia 24. E poi ovviamente l'ascolto live che collabora ogni volta con queste trasmissioni, eccetera eccetera, diffusione, conduzione, passione, partecipazione, condivisione, bla bla bla, comunque quello che volete. Tutto. Rinone, simpaticone, cose di questo tipo. Comunque seguite anche l'ascolto live, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche. Siamo su YouTube. Ti annuncio tra l'altro, visto che ci siamo, che pubblicheremo in questi giorni, cioè entro il weekend, oggi che è venerdì, anche entro sabato, l'intervista fatta a Fabio Conditti, che è tornato a trovarci all'ascolto live, una puntata in non conforme, quindi tanto salta fuori per fare insomma un'ora a spazio a questi personaggi che ci fanno sempre compagnia, per parlare un po' di finte emergenze, Matrix, fregature, bugie climatiche, sanitarie varie ed eventuali, economiche, quindi Fabio Conditti alla grande, quindi in maniera proprio potente. E poi insomma torneremo anche con altri ospiti settimana prossima, abbiamo anche delle sorpresine per voi. E niente, adesso siamo pronti a salutarvi. Questo sarà il Rompiballe con il direttore Simone Spiga, con Gabriele qui che conduce sempre e comunque. Alla prossima puntata, ciao a tutti. Ciao a tutti. Buon weekend.